Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto Teleeuropa Network, lunedì 1 ottobre 2018, qui a Replay parleremo delle squadre calabresi, parleremo del pareggio del Cosenza di ieri pomeriggio al San Vito Marulla contro il Perugia di Alessandro Nesta, parleremo anche dell'anticipo del Crotone contro il Brescia, partita terminata 2-2, il Crotone ha giocato per gran parte della gara con un uomo in meno e poi daremo uno sguardo anche nella seconda e nella terza parte a quelli che sono stati i risultati delle squadre di Serie C. Catanzaro perde contro la Casertana di mister Fontana per 2-1, perde la Regina sul neutro di Vilbo Valencia perché come tutti sanno c'è l'inagibilità del Granillo e poi ha perso anche il Rende contro il Catania che ha giocato la prima partita di questo campionato in Serie C per 2-1 al Marco Lorenzon. Nella seconda parte poi della nostra trasmissione avremo con noi anche il tecnico della squadra biancorossa del Rende, Ciccio Modesto. Comunque vado subito a presentarvi gli ospiti di questo pomeriggio. Grazie a mister Braglia, Piero Braglia, allenatore del Cosenza, grazie mister per aver accettato l'invito. Grazie a voi. E grazie ad Alessandro Russo che è con noi da un po' di tempo a questa parte della Gazzetta dello Sport. Alessandro, mi raccomando, perché oggi pomeriggio ci sono tante cose da dire naturalmente sulle squadre principalmente di Serie B. L'unica cosa è che non mancano gli argomenti. Benissimo, e poi grazie anche ad Aldo Cennamo, il nostro compagno di viaggio e d'avventura. Buon pomeriggio a tutti, Aldo. grazie. Alessandro, io volevo partire un attimo con te, ma giusto 30 secondi perché mezz'oretta fa è uscito diciamo, la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle tante squadre che aspiravano appunto a essere riammesse in Serie B. 30 secondi poi parliamo col mister. Siamo stati travolti anche mediaticamente da varie interpretazioni, però la prima versione data anche da questi schermi non appena di rientro dal calciomercato di Milano era che il presidente Balata alla prima battuta si era pronunciato in maniera perentoria per il blocco di ripescaggio e così è stato alla fine di una tortuosa e un po' grottesca estate 2018. La Serie B sghemba e strana, rimane a 19 squadre, una brutta notizia per le squadre che devono centrare i loro rispettivi obiettivi, soprattutto per la zona di retrocessione, perché viene a schemarsi in automatico il ranking delle squadre, diciamo quelle che potevano essere più abbordabili e quindi bisognerà fare di necessità virtù. Più che altro bisognerà fare sì che per esempio lato Cosenza, che è la squadra vertice di questa trasmissione, ci si inventi una manovra vincente come quella dello scorso anno ai playoff, dove è stata centrata una promozione storica ed importante. Centrare la salvezza quest'anno sarà per il 30-40% più difficile e se serviva un'impresa adesso servirà una mega impresa. Grazie ad Alessandro, io vado a salutare in regia Enzo Leonetti e Michele Cava alla Camera. Andiamo a vedere i risultati della Serie B con relativa classifica, poi entreremo in studio e parleremo con mister Piero Braglia. Eccoli qua, questi sono i risultati. Dunque, Cosenza Perugia non vedo però i risultati, vedo solamente le squadre. Vabbè, il Cosenza Perugia, eccoli qua, stanno arrivando, Ascoli Cremonese 0-0, poi a Benevento, risultato a sorpresa, il Foggia di Grassadonia ha battuto il Benevento per 3-1, Cosenza Perugia dicevamo 1-1, Crotone Lecce nell'anticipo 2-2, poi Lecce Cittadella 1-1, poi dunque Salernitana Verona 1-0, Spezia Carpi 2-1, Venezia Livorno 1-1 e poi Padova Pescara è la gara che si giocherà questa sera in posticipo. Andiamo a vedere la classifica generale. Al primo posto comanda sempre il Verona nonostante la sconfitta con 13 punti, poi il Pescara 11, a 10 abbiamo Benevento, Cremonese e Cittadella, 9 punti il Lecce insieme alla Salernitana e allo Spezia, poi 8 punti il Palermo, a 7 il Brescia insieme al Crotone, 6 punti Ascoli,
Perugia, 5 punti il Padova, 4 punti Venezia Carpi, 3 punti il Cosenza, 2 punti il Livorno e il Foggia che è arrivata a 1 perché è partito dal -8, possiamo tornare in studio, grazie, quindi all'ultimo posto in classifica generale il Foggia, dicevo, di Grassadonia dopo la bella impresa di ieri a Benevento per 3-1. Allora, mister, cosa vogliamo dire di questa partita? Io ho scritto stamattina sul Corriere dello Sport che il Cosenza non sa vincere in questo campionato, non riesce a vincere perché aveva il vantaggio ad Ascoli, sui titoli di coda è stato poi, come dire, il gol di Maniero è stato poi pareggiato, ha lasciato la mano in bocca a tutti. Con Livorno poi è successo che il Cosenza era passato in vantaggio, la squadra di Lucarelli con l'ingresso di Diamanti eccetera è riuscita a pareggiare ed è la terza volta che si è verificato anche ieri al San Vito Marulla 1-1 contro il Perugia di Alessandro Nesta. A lei la parola. Succede che quando dobbiamo portare a casa un risultato facciamo fatica perché poi ci abbassiamo troppo, perché i centrocampisti iniziano a avere timore di prendere le imbucate e allora si abbassano. Non abbiamo in questo momento la gente che riparte velocemente, bisognerà cercarla nella rosa. È chiaro che poi fa fatica perché poi gli altri si mettono a 4 davanti, non hanno più niente da perdere, salta tutto e quando salta tutto noi perdiamo il filo del gioco e diventiamo abbordabili e ci compromettiamo le partite. A grandi linee più o meno è questo quello che mi sento, non è successo solo ieri, è successo anche con Livorno dopo un primo tempo e se fai 3 gol non c'è niente da dire. Ad Ascoli abbiamo subito un gol al 94esimo, secondo me, che si poteva evitare, anche perché c'era un fallo grande su Ilda, però non è che tutte le volte noi dobbiamo andare a prendere appigli, non mi piace nemmeno, però anche ieri c'era un rigore grande per un fallo di mano, sì, poi vedremo gli highlights. Come c'era a Cremona, al periodo che ti gira male, è chiaro che poi anche noi dobbiamo sistemare diverse cosette e questo lo devo fare io, non è che lo devono fare gli altri. I social sono scatenati, mister, chi vuole Braglia, chi non lo vuole, chi vuole qualche giocatore, chi non vuole alcuni giocatori, perché è entrato Perez, perché è entrato Bruccini, aveva la febbre, il mister lo sapeva, come mai a Cremona sono stati cambiati 5 giocatori, da Gerofolini a Tiritiello, eccetera, eccetera. Sa benissimo, mister, che le critiche poi in una città come Cosenza, ma penso in qualunque città, quando le cose non vanno bene, poi insomma si scatena l'ira di Dio. Quindi i tifosi si sono scatenati, bisogna un attimino cercare di non buttare poi così non far andare a carte 48 quello che si è costruito con la bellissima vittoria dello scorso anno nei playoff. Allora cerchiamo un attimino, Alessandro, di far capire quello che cos'è la Serie B, il famoso patrimonio di cui si parlava negli anni 90, è una categoria importante, lo ha detto il mister, alcuni giocatori non hanno ancora il passo a mio avviso della B, però bisogna avere fiducia perché pian pianino insomma, si può anche risalire in classifica e il Cosenza poi potrà recitare un ruolo, diciamo, che gli compete in questo campionato cadetto. Te la parola, Alessandro. Ma la situazione è abbastanza evidente, lo era già dalla prima partita di campionato, dove quando ci siamo permessi di suonare la sveglia a tutti, nel senso che la Serie B somiglia molto più alla A che alla C. Se poi ci mettiamo che alcuni episodi, come sottolineato anche dall'allenatore in precedenza, sono stati in maniera un po' malefica, tutti orientati al negativo. Se uniamo anche pure la grande stranezza di Cosenza Verona, diciamo che è stato un inizio un po' bislacco, proprio una pentola a pressione in positivo è stata un po' asciugata. Ora però bisogna essere realisti, perché il Cosenza è stato costruito per centrare la salvezza all'ultimo secondo del campionato. Chi pensava diversamente evidentemente aveva fatto calcoli diversi, perché la Serie B, basta guardare l'organico delle squadre, ci sono 10 squadre che lottano per una zona, poi ce ne sono 5, 6, 7, 8, secondo me forse anche qualcosa in meno, che dovranno evitare i 4 posti che valgono la retrocessione. E il Cosenza deve fare un'impresa, l'ennesima impresa nel giro di 2 anni, facendo leva sulle proprie armi, la coesione dell'organico, la coesione dell'ambiente, la voglia di ritornare a vedere un calcio buono che la città merita di vedere
la possibilità in maniera realista di, io lo dico sin da subito perché fa parte anche del mio mestiere, limitare i danni nel girone d'andata e poi aggiustare l'aggiustabile anche in sede di mercato di riparazione. È chiaro che nel calcio bisogna anche essere logici e anche nella vita bisogna essere logici e riconoscenti. C'è stato un gruppo di giocatori ed un tecnico che hanno compiuto una grandissima impresa sportiva, a cui va un plauso straordinario, che con le loro armi, con il loro stile, con la loro tattica hanno trovato una vittoria di campionato importante. Ora le cose nelle prime partite non vanno, anche per episodi. C'è qualcuno che dice che il Cosenza gioca un po' frenato, però già ieri in sede di conferenza stampa il tecnico ha già risposto dicendo che il mister ha paura di un assetto diverso perché ha paura della coperta corta. Abituati a difendere in una certa maniera, forse difendere a 4 avrebbero più rischi. Sicuramente si può fare di meglio, sicuramente la squadra sembra un po' in ritardo dal punto di vista atletico, ma vuol dire che è stata preparata, dovrà giocare altre partite e sicuramente uscirà alla distanza. Poi di contro ci sono gli avversari che sono di molto diversi. Qualcosa da rivedere c'è sicuramente, mister, le domande ci sarebbero, l'ambiente si deve dare subito. Vai che poi andiamo Le domande sarebbero sicuramente quelle relative all'assetto. Il Cosenza passa in vantaggio, non credo che sia lei di dire alla squadra di aspettare gli avversari e poi ripartire per forza. Ci sono degli avversari tipo il Livorno e il Perugia che mi sembravano dei pugili suonati sull'1-0 e non siamo stati bravi e fortunati forse a chiudere la gara. Questa è la prima cosa. La seconda domanda, che viene Vox Populi, Vox Dei, sicuramente dalle mie informazioni non è proprio una scelta così naturale. C'è da dire che in alcune cose il calcio forse dei sortilegi, delle magie, degli idoli possono anche risultare utili, e la panchina ripetuta di Alain Baclé dal punto di vista della piazza e anche dal punto di vista tecnico sembra una cosa ancora da spiegare. Arrivano tanti messaggi, tra i quali proprio su Baclé, di piazza. Baclé ieri doveva entrare al posto di Tutino e poi si è fatto male Capella, perciò non è, nessuno ce l'ha qua, anzi. Poi qui dobbiamo capire una cosa, noi siamo partiti con un organico dove Baclé non doveva far parte. Ma guarda caso adesso Perin e Baclé sono quelli che praticamente inneggiano la piazza, mista. Anche i portieri sono insicuri. Appena... Io ieri ho visto Saracco che non diciamo cavolate su Saracco, perché Saracco ieri non l'ho visto. Per me sta facendo bene, è quello che ci ha dato una grande mano l'anno scorso. Sì, per carità. Se poi andiamo a cercare il pelo nell'uovo, allora iniziamo da ieri e non finiamo più, perché ogni volta c'è un errore, ogni volta c'è qualcosa che non va, a volte sbaglio io sicuramente. Quindi l'approccio, visto dopo il gol, qual è il problema secondo lei? Di farglielo il secondo, di che stiamo a parlare? Ma io non ho mai gestito una squadra, non ho mai detto a una squadra torniamo indietro se c'hai Okereke, se c'hai Mbakoku, se c'hai qualcuno che ti cambia poi la zona, che attacca in velocità. Bene. Noi anche ieri abbiamo recuperato dei palloni, abbiamo caratteristiche diverse e dobbiamo sfruttare le caratteristiche che abbiamo. È inutile tutte le volte facciamo processi a questo, a quello e quell'altro, se non riusciamo a compattare il gruppo, se non riusciamo a rendere il gruppo in una certa maniera, può venire chiunque e toppa. Perciò io l'unica cosa che mi interessa è che la squadra dice fa un bene il primo tempo, poi smette di palleggiare, smette di aggredire e diventiamo, anche perché gli altri non è che stanno a pigliare gli schiaffi, cambiano modo di giocare e nel momento in cui gli altri cambiano modo di giocare ci creano apprensione. Noi inconsciamente ci abbassiamo a tutela del risultato e puntualmente poi il risultato cambia. Anche perché dalla tribuna, mister, giusto per sintetizzare, chiudiamo che poi diamo lo spazio ad Aldo. Si percepisce quasi visivamente, quasi a livello di energia, che il gol dell'avversario arrivi. Perché la squadra ieri era la terza partita. Sì, ieri era la terza partita, come lo era per gli altri. Se mi dicano come mai ha cambiato 5-6 giocatori a Cremona, ci sono 3 partite. Io vorrei dare una lettura diversa. Cioè?
Nel senso che io vorrei capire dal mister, e quindi lo ringrazio per essere venuto in trasmissione in un momento difficile per il calcio cosentino. Ma se andava bene non mi vedevi. Sono venuto perché va male, è giusto che ci venga io. Fa bene. Io vorrei capire una cosa, io vorrei vedere quei 60 minuti con il Livorno e poi quei 30 minuti con il Livorno. Io pensavo e penso che la squadra doveva e può partire da quei 60 minuti che abbiamo fatto con Livorno, dove l'abbiamo stracciata, abbiamo giocato una grande partita, 1-0. Poi è successo quello che il mister ha spiegato in questo momento, che la squadra purtroppo quando subisce il gol arretra, probabilmente perché quando vince 1-0 e poi quando deve cercare di fare il secondo invece la squadra abbassa il baricentro, probabilmente perché al centrocampo non ci sia l'uomo che riesce poi ad organizzare, a dare quella sicurezza alla squadra. Secondo me il centrocampo del Cosenza nel globale, secondo me, è uno dei migliori della categoria. La domanda che le faccio invece è questa. Lei ha detto che la squadra ha paura. La squadra ha paura e significa che è in sicurezza. Ci vuole un grande psicologo. Nessuno più di lei è un grande psicologo, perché per me è un grande allenatore. Questo fatto della psicologia, questo fatto di far cambiare passo a questa squadra e cercare di, quando si fa l'1-0, che cosa dobbiamo fare? Lei che può fare da psicologo e da grande allenatore qual è? No, ma io non so. Facciamo rispondere il mister che poi deve andare via perché c'è l'allenatore. Io l'unica cosa che ho detto che la squadra prende paura è proprio perché ci tiene a vincere una gara. E se vince una gara poi vedrete il vero Cosenza. Purtroppo è così, perché i giocatori non sono, e ci tengono anche loro. E chiaramente ti va male con Livorno, ti va male a Ascoli, si va a Cremona, si piglia un gol dopo mezz'ora fatta alla grande. E poi è chiaro che subentra anche un certo timore di non farcela portare in fondo il risultato. Penso sia umano. Però bisogna vincere una partita, ce la facciamo a vincere una partita e poi vedrete il Cosenza che avete visto l'anno scorso. Lei le qualità ce l'ha. Ha detto ieri a fine gara in sala stampa, dice, devo rivedere qualcosa, dovremo rivedere qualcosa e sicuramente dare spazio a chi ha giocato poco. No, dobbiamo vedere anche gli altri, a Cremona ho fatto 5 cambi per vedere gli altri. Se non li fai giocare, gli altri non li vedi. Gli altri che hanno giocato a Cremona l'hanno soddisfatta? Quelli che hanno giocato a Cremona l'hanno soddisfatta? Qualcheduno sì, qualcheduno meno, è normale. Se non entrano dentro la partita è chiaro che uno non può essere contento. Però ci sono giocatori che secondo me, come Verna e altri, possano darci una grande mano. Io non lo so quello che c'è in questa squadra in questo momento qui. A me basta che giochino come sanno e io sono tranquillo. Questo è quello che vorrei far capire a loro. Andiamo a giocare le partite come a Cremona. Abbiamo fatto una partita degna della Serie B. Poi perdi e devi stare zitto perché ti ha perso. Il calcio è fatto di risultati. Se noi ieri si vinceva, la partita per me non era una bella partita, però cambiavano tutte le valutazioni. Chiaro, ma il problema ti rimaneva. Quindi a centrocampo secondo lei non c'è bisogno di un uomo? Assolutamente. Lei ritiene che con questo organico può portare la squadra alla salvezza? In mezzo al campo questa è una squadra forte. Anche di chi non gioca, i vari Varoni, Verna, Brucini, Mungo, Garritano, Palmiero, Schettino. Vabbè, Palmieri era fatto una grande partita. Caratteristiche diverse che molto probabilmente non è che mi entusiasmano, però il ragazzo è una persona per bene. Ma al di là di questo qui io sono tranquillo, mi dispiace per l'infortunio di Capella, ci sarà Idda, Pascali, Tiritiello, ci sono giocatori, l'importante è svoltare, perché se poi non si svolta viene fuori le polemiche, casini e balle varie. Lei ha detto sempre in questi giorni, anche nelle scorse settimane, che bisogna fare qualcosina per andare a rete con maggiore frequenza. Anche ieri nel primo tempo potevamo ribaltare l'azione con una facilità. Invece torniamo dietro e vogliamo la palla sui piedi.
è la cosa più sbagliata che può fare un giocatore che gioca davanti. E perché non la stanno a sentire, mister? Non è che non lo stanno a sentire, c'è chi lo fa come il Maniero, che poi era cotto perché ha fatto 3 partite, e c'è chi ha le caratteristiche che l'anno scorso venivano perché esaltate. l'abbiamo vista dalla panchina, insomma, venivano esaltate. Dare le indicazioni del caso. Sì, ho capito, le indicazioni quando uno gioca le sente e come se le sente, però se è in un momento particolare. Io dico che quando invece di venire incontro con la palla di un centrocampista attacca lo spazio, ci fa un regalo. Alessandro, qualche domanda, subito domande per il mister, perché ci deve lasciare poi. No, il mister crede fermamente nella salvezza da come si esprime, chiaramente. Ma se no stare qui. No, assolutamente, ci crediamo fermamente anche noi, però il realismo dice che dobbiamo sicuramente aspettarci qualcosa di diverso dalla squadra. È una squadra che forse anche a livello caratteriale, se mi posso permettere, in alcune situazioni ha lasciato un pochino a desiderare. Lei segnalava, e a me è rimasto un episodio molto in testa di questa squadra, il gol preso ad Ascoli, con 2 falli su un calcio, 2 falli, 2, e nessuno che ha protestato. Questo è un episodio... No, ma questo... Ma anche ieri, Alessandro. Anche ieri sul gol c'era un fallo che l'arbitro non ha fatto. Anche il rigore ieri, scusate. Qui, lo so. Allora, ti guardano le mani, se l'alzi metti male, la metti così, la metti là. Qui è una categoria Io mi diversa. permetto, mister, siccome lei ha dei trascorsi importanti anche come calciatore, sempre ma... del carattere. Allora, questo è un campionato dove soprattutto nelle partite casalinghe non si possono buttare al vento. Ma quelle sono caratteristiche. Sono quelle sono caratteristiche perché Palmiero non mena. Ieri ha fatto una grande partita Palmiero, però, mister. Certo, hanno giocato bene. Bruccini Mungo, Garitano e Palmiero no? nel primo tempo. Sì, ha avuto la febbre il giorno avanti. Però non ho capito dove si vuole arrivare, Bruccini e non Verna o non Varone. Io Bruccini lo conosco, Verna lo sto imparando a conoscere. È semplice. Se io mi devo fidare di una persona a 20 minuti dalla fine, non so come la prende Verna, so come la prende Bruccini. È semplice, è realistica anche la cosa. Al di là del valore di Verna, che io ha già giocato 3 partite intere, e non metto certo in discussione, ci mancherebbe altro. Quindi dobbiamo aspettarci, secondo lei, mister, un campionato con un Cosenza diesel? Ovviamente non è che possiamo aspettare troppo. No, nemmeno io, perché poi mi mandano a casa. Addirittura? Addirittura, a calcio è questo. Se non ci sono risultati, chi paga è l'allenatore. Questo è poco, ma sicuro, è sempre stato così e fa parte del mondo. Però una differenza o una differente impostazione di gioco. Io ho detto l'altra volta, ormai il calcio ci insegna che non esistono più le squadre materasso, non esistono più partite impossibili. A suo avviso, con le caratteristiche che ha la squadra, la sua squadra può giocarsi a visa aperta anche 90 minuti in maniera per prendere gli avversari alla propria metà campo, cercando di fare un calcio diverso? A Cremona che abbiamo fatto? I primi 30 minuti. Si è preso un gol a Bischeri. E poi noi dobbiamo continuare. Secondo me quella era una strada da percorrere, perché abbiamo fatto 30 minuti importanti, con Livorno un'ora importante, ieri in tempo, anche se era la terza partita e c'era 25-26 gradi perché nessuno lo dice, e poi paghi. Poi alla fine però il primo tempo hanno aggredito, Mungo avrà recuperato 15 palloni, quell'altro, cioè c'è tante cose da verificare, tante cose, e c'è qualche giocatore che sicuramente deve darci di più. Io ritengo che la svolta a cui fa riferimento il mister... Aldo, scusa, ne facciamo parlare il mister perché deve andare via. Facciamo parlare il mister perché poi abbiamo un'altra ora. No? Facciamo parlare qualche giocatore che deve dare di più, mister. Lo abbiamo visto i voti, le insufficienze, eccetera. Ma come mai questo approccio al campionato non è stato dei migliori, secondo lei? Perché qualcuno molto probabilmente lo posso anche soffrire, no? Io lo ripeto, se vinciamo una partita vediamo il Cosenza diverso e bisogna cercare di vincerla alla svelta. Perché poi la classifica si allunga e le aspettative vengano meno e iniziano i problemi veri. Perciò noi dobbiamo andare a cercare di vincere una partita, noi non siamo nemmeno capaci di difendersi perché lo stiamo dimostrando, perché ci difendiamo bene e tutto, però basta una cavolo d'occasione, ci fanno male, andiamo a giocarsi le partite, punto e basta. No, io dicevo, volevo aggiungere soltanto 30 secondi, che
che non è che in questo momento la squadra purtroppo non vince, allora bisogna che noi tutti quanti, i tifosi, la società, tutti quanti facciamo attorno a questa squadra come abbiamo fatto l'anno scorso, ci stiamo vicini e probabilmente quando arriva sta vittoria sicuramente avremo un Cosenza diverso, perché non è possibile che sono diventati brocchi questi ragazzi hanno probabilmente sentono il peso della Serie B perché è 1-2 come si dice, allora bisogna noi tifosi che abbiamo in mano il pallino perché siamo il 12° uomo in campo, anche ieri il pubblico l'ha sostenuta, di fare questo discorso. Poi se ci saranno processi da fare fra 4-5 domeniche li facciamo e diciamo al mister grazie, sei venuto qui, purtroppo la squadra non va, vai a casa e prendiamo un altro allenatore, perché purtroppo così io mi auguro, conoscendo il mister, sapendo il suo carisma, la capacità, la psicologia, l'uomo che è stato, che a Cosenza ci può salvare, ci può portare a qualche risultato. Il mister ci deve lasciare, dobbiamo andare in caso, abbiamo capito. Questa è la mia posizione. Grazie, il mister ci deve lasciare, la telecamera è sua, 30 secondi, cosa vuole dire alla tifoseria di Cosenza che non vive sicuramente un momento tranquillo e felice? Allora io vedo che tutti ci dicono che sono 6 le partite, intanto sono 5 quelle che abbiamo giocato, perché già abbiamo problemi nostri, non è che ci possiamo fare carica di altri problemi. Assolutamente. Però è chiaro che dobbiamo dare delle risposte, le risposte le dobbiamo dare sul campo, le chiacchiere ne abbiamo fatte anche troppe, adesso tocca a noi, in modo particolare a me e alla squadra. Tutto qui. Grazie, pubblicità, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di Replay, lunedì 1 ottobre 2018, abbiamo ascoltato per una buona mezz'ora mister Piero Braglia, allenatore del Cosenza. Non è un periodo positivo per la formazione rossoblù, abbiamo cercato di mettere a fuoco un po' gli argomenti. Alessandro, il mister ha fatto capire tante cose, insomma, vogliamo fare un bilancio di quello che ha detto, poi salutiamo intanto Ciccio Modesto, allenatore del Rende, e grazie per la bella partenza, anche se c'è stata questa sconfitta poi interna sabato contro il Catania, poi parleremo anche della Serie C, parleremo del Rende in particolare. Allora Alessandro, cerchiamo di analizzare quello, come ti è sembrato. Qui mi hanno scritto un po' di amici, la signora Franca che salutiamo, tantissimi amici, che la vuole cotta, che la vuole cruda, che il mister non è sembrato molto, come dire, non positivo, ma brillante come al solito, un po' più pacato, forse più politico, forse anche lui, perché Cosenza è una piazza abbastanza difficile. Io ricordo il Gianni De Biase, ricordo la buonanima di Mondonico, ricordo De Vecchi, insomma, quando poi va in difficoltà un allenatore, poi ci darà qualcosa anche Ciccio degli allenatori che ha avuto, insomma inizia un po' a sbandare. Non mi è sembrato per la verità che Braglia fosse in questo momento un po' turbato. No, tu come l'hai visto? L'ho visto alla Braglia, sempre molto carismatico, molto tranquillo. Ma anche, secondo te anche lui sta accusando il peso di questa responsabilità della città e della tifoseria? Io ripeto, a mio avviso più che responsabilità il calcio è fatto di giocatori, di partite, di gol, non è fatto di responsabilità o di idealismo. Il problema pratico è quello lì, che il Cosenza ad Ascoli una partita l'ha persa al 96esimo, cioè pareggiata, poi con il Verona è stata fatta una cosa che rimarrà negli annali della storia del calcio cosentino, e la partita non si è giocata. Poi ha perso, che poteva perdere a Cittadella, la telecamera è quella, sì, la guardo di là, con il Livorno 30 minuti, 40 minuti buoni, dopo un Cosenza poteva andare, perché i primi 10 minuti un po' così, poteva andare 2-0 senza problemi, poi nella ripresa la squadra si è abbassata e abbiamo aspettato come Godò che facessero gol. A Cremona abbiamo visto cosa vuol dire una squadra fisicamente e tecnicamente superiore al Cosenza, con un Cosenza sterile che ha provato 30 minuti a giocare, poi alla prima generazione abbiamo preso gol. Il mister sa bene che materiale umano ha, parla bene della sua squadra, chiede di più ai giocatori, ma realisticamente il Cosenza dovrà trovare nei recessi della propria anima un'impresa sportiva per salvarsi, e dunque il mister non mi è sembrato per niente remissivo, mi è sembrato convinto. A Baclé ha risposto che stava per entrare, non fare entrare Baclé, e lo dico e da addetto ai lavori e da chi ha visto il finale dello scorso campionato, da cosa significhi questo nome, anche per accendere un po' il San Vito, perché Baclé è nel cuore di tutti e quindi potrebbe essere anche un'arma immateriale in più. Ma c'è da dire che però la B è un'altra roba, i nostri giocatori non riescono a chiudere le partite, poi gli episodi, calci di rigori, quello che vogliamo. La nuda realtà è che il Cosenza si trova terzo ultimo in classifica, con il Livorno che ricordiamo ha una partita in meno, quindi il Cosenza
potenzialmente è penultimo, con il Foggia che ha 9 punti invece che 1. Sì, perché ha recuperato. È chiara e tonda. Ci sarà da soffrire, però la partita di Carpi, come la partita con il Livorno e come la partita con il Perugia, non è una partita a pronostico chiuso. Braglia l'ha detto chiaramente, Franco, e lo sappiamo, la unica medicina è cercare di fare un successo. A mio avviso, lo dico senza sapendo quello che dico, il Cosenza deve limitare i danni fino a dicembre per poi mettere, perché io l'ho detto, a me sul piano del carattere la squadra non piace. Il Cosenza che ha sofferto, quello del -9, aveva dei giocatori terribili dal punto di vista temperamentale, a centrocampo, in difesa. De Paola, Zunico, De Paola. Cioè, questa è una piazza dove bisogna anche mettere un po' i puntini sugli i. Ieri il Perugia mi è sembrato una squadra sull'orlo di una crisi di nervi, che il Cosenza si è consegnato per dire prego, fate qualcosa per pareggiare. Ciccio Modesta, allora, se vuoi entrare in argomento, tu hai giocato in Serie B, in Serie A, hai attraversato sicuramente momenti belli, bellissimi, come la vittoria del campionato a Crotone dalla BLA, ma anche momenti un po' particolari come questo. Ecco, come si riesce? Cosa percepisce un calciatore? Come dire, lo spogliatoio deve reagire a queste situazioni un po' delicate, particolari, quando una squadra si trova in fondo alla classifica generale? Penso che la cosa più importante è quella di lavorare giornalmente, pensare subito magari alla partita successiva e fare quello che chiede l'allenatore. Naturalmente poi ci sono anche gli avversari, quindi è uno sforzo secondo me mentale doppio, perché quando sei in un periodo magari che non riesci a vincere, subentra quel timore che non ce la fai, o magari succede anche che vai in vantaggio e per la paura di perdere il risultato della vittoria ti viene naturale che i giocatori magari pensano solo a difendere e non riattaccano più e lasci più spazio alla squadra avversaria. Ma questo succede, è successo tante volte anche a me, magari quando avevi bisogno di punti dalla prima vittoria, però penso che il lavoro dei calciatori con l'allenatore è determinante. Ok, allora andiamo a vedere Enzo Leonetti dalla regia gli highlights e poi li vedremo insieme anche a Ciccio Modesto di questa partita che il Cosenza ha pareggiato contro il Perugia per 1-1. Ecco qua, vediamo un attimino il Cosenza in maglia rosso-blu, maglia bianca per il Perugia, c'è un primo attacco del Perugia con un cross dalla sinistra e poi la testa di Vido, questo ragazzo scuola Atalanta veramente bravo, a mio avviso uno dei migliori in campo se non il migliore. Qui c'è il gol del Cosenza, Tutino che va sulla destra, serve per Garritano, Garritano la rimette al centro per Maniero e Maniero praticamente la butta dentro. Garritano, Maniero che anticipa il diretto avversario, 1-0 per il Cosenza. Cosenza ancora avanti, qui c'è un cross dalla sinistra, viene messo in calcio d'angolo la palla da un difensore perugino. Ancora il Cosenza, ma qui c'è praticamente reclamano i rossoblù un fallo di mano, poi lo vedremo del marocchino El Yamik. L'arbitro, il signor Massimi, lascia continuare, qui si vede nettissimo il fallo di mano, come diceva Braglia, poteva esserci il calcio di rigore che non è stato assegnato al Cosenza. E andiamo avanti, qui c'è una punizione dalla destra, poi c'è un colpo di testa di Dermaco, mi pare la palla va sulla traversa. Qui c'è il palo di Melchiorri, dell'ex giocatore del Cagliari, c'è un lancio di Verre e la palla si stampa sulla traversa, quindi si riprende nel secondo tempo. Qui c'è una buona occasione di Maniero che cerca di saltare e superare l'avversario, tira e blocca il portiere del Perugia, ancora blocca Saracco su calcio d'angolo e qui il Perugia prende campo perché, come diceva Alessandro Nesta, la squadra nel secondo tempo è riuscita ad avanzare anche per il calo accusato dal Cosenza e arriverà al gol col nuovo entrato Kingsley, questo ragazzo di colore. C'è un cross di Melchiorri dalla sinistra, Vido stoppa la palla, tira, Paracco con i piedi ma la mette proprio sul destro di Kingsley che di piatto la mette in rete, quindi Vido fa tutto, supera Legittimo e qui c'è il giocatore del Perugia che la depone in rete la palla, 1-1, la vediamo da altra angolazione.
E questo è stato il gol del pari della formazione di Alessandro Nesta. Il Cosenza ha cercato poi con tutte le forze, quelle che gli erano rimaste in corpo, caro Alessandro, di andare in avanti, però nonostante poi le sostituzioni non è riuscito, ecco, torniamo in studio, a praticamente portare a casa la vittoria. Vogliamo sentire quello che ha detto Alessandro Nesta, perché Braglia lo abbiamo ascoltato qui nella nostra prima parte. Sentiamo Alessandro Nesta, che poi è stato espulso all'8° del secondo tempo dal signor Massimi dell'Aquila. Per me la sua non è che sia stata praticamente una direzione così sufficiente, io gli ho dato l'insufficienza non solo per il calcio di rigore, ma perché ha invertito, non aveva grande sintonia con i propri collaboratori, quindi 5-5 per me è stato già un voto alto per Massimi dell'Aquila. Allora andiamo a sentire quello che ha detto Alessandro Nesta. Grazie. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, abbiamo sbagliato tanto, poca voglia di farsi vedere, di giocare, la squadra sembrava impaurita, non capisco neanche il perché. Poi il secondo tempo, forse come ha detto lei, il Cosenza è calato un pochino, abbiamo preso un po' di coraggio e poi dopo abbiamo fatto benino, però abbiamo regalato per me un gol su una palla nostra, abbiamo fatto un errore banale e poi dopo il primo tempo regalato. Io degli arbitri non parlo più perché io dico che non ho detto, vabbè, tanto alla fine uno viene alla stampa e dice no, quello ha detto, si guarda troppo di qua che di là, boh. Vediamo, andiamo avanti. Noi abbiamo cambiato perché risultavamo piatti, perciò abbiamo provato a cambiare modulo perché mai provato, però era un po' nella nostra testa dare una soluzione del genere. Abbiamo cambiato, è andata abbastanza bene, adesso bisogna vedere per merito più nostro che del Cosenza, però può essere per noi una soluzione, un'alternativa. Questo non può essere non lo so, questa è poca tranquillità, la chiamo così, siamo un po' impauriti, abbiamo paura di sbagliare, questo è sbagliatissimo, squadre possono perdere e vincere, però devono sempre mostrare un atteggiamento propositivo, personalità, se no ragazzi, il calcio è questo, se no non si può giocare. Il calcio è questo, non si può giocare, siamo impauriti, mi sembra che sia in sintonia con Braglia, quello che ha detto ieri nel dopopartita e quello che ha detto oggi qui da noi in diretta al replay. Aldo, squadra impaurita, il Perugia, Cosenza squadra impaurita nel secondo tempo, non riesce a mantenere il vantaggio, ma veramente lo psicologo di cui parlavi tu? Ma è normale, lo dice Braglia, lo dice Nesta, che uno che di calcio ne capisce, significa che questa squadra, soprattutto la nostra, gioca un primo tempo come deve giocare, probabilmente sa di essere in Serie B, probabilmente il secondo tempo dimentica di essere in Serie B e pensa che ancora sta giocando i playoff e pensa che quando si chiude vincendo 1-0 ci sia l'ochereche della situazione che con un contropiede possa riuscire a fare il gol. Invece non è così, sono gli avversari, come ha detto il mister, che si organizzano il secondo tempo, fanno i cambi, probabilmente cambiano modulo di gioco e quindi ci pareggiano le partite. Sono stati 6 punti buttati così negli ultimi minuti, che sono pesanti per una squadra che deve salvarsi, come dice bene Alessandro Russo, ma io penso che questa squadra ha un ottimo allenatore, un ottimo psicologo, come ho detto al mister, e sicuramente alla fine riusciremo a cavarcela. Però ci sono adesso delle partite importanti, caro Franco, poi ne parleremo. Adesso c'è il Carpi, poi mi pare che giochiamo col Foggia in casa, il Foggia è una squadra informissima, poi mi pare che andremo a Perugia, cioè Foggia, viene il Foggia. Foggia e poi andiamo a Perugia, a Brescia, e quindi ci sono 3 partite dove il Cosenza deve dimostrare di essere riuscita da questo guscio della Serie C per immedesimarsi in Serie B. Ci sono giocatori che secondo me, lo dico senza fare nomi, che probabilmente ancora non sono pronti per la Serie B. Allora ci vuole l'uomo, il carisma di Maniero, il carisma di Garritano, di questi giocatori che hanno giocato anche in Serie A, che devono negli spogliatoi farsi carico di dire ai giocatori: ma perché sta paura? Perché chi ha paura, Franco mio, probabilmente poi sbaglia, perché se io ho paura poi tendo a sbagliare, per cui cerchiamo di stare tranquilli, vedere quello da fare, stiamo vicino alla squadra, perché la squadra ha bisogno di noi, ha bisogno di tutti. E mi pare che insomma anche il pubblico sta rispondendo. Ieri erano in 7.000 spettatori, 7.000, voglio dire, non hanno assolutamente contestato, se non i fischi finali di una parte del pubblico. Alessandro, allora io che dici, vogliamo andare a vedere il Crotone, così introduciamo anche il Crotone, poi se vuoi chiudere, poi volevo parlare con Modesto. 17.000 spettatori in 2 partite sono abbastanza. Ieri 71.500 euro di incasso.
per dire. No, io ti dico quello che ci ha comunicato la società. Una media di 9.000 spettatori a partita sono da squadra che 1.502 sono gli abbonati al Cosenza Calcio. 1.502 sono lo Zoccolo Duro. Benissimo. Al Crotone mi sembra. Allora andiamo a vedere il Crotone, perché anche lì c'è un'aria non certamente tranquilla. A fine partita anche l'allenatore, c'è stata una contestazione, Stroppa è stato messo sul banco degli imputati, e qui c'è un primo fallo dei giocatori del Brescia ai danni di Nalini. I giocatori poi del Crotone reclamano il calcio di rigore, qui c'è un attacco di Donnarumma che viene steso in aria e per l'arbitro c'è il calcio di rigore e c'è l'espulsione di un giocatore del Crotone che resterà in 10 per gran parte della partita. È stato espulso esattamente dopo pochi minuti Golemic e poi è andato in gol con Donnarumma dopo appena 11 minuti il Brescia che per ben 2 volte si è portato in vantaggio. Il Crotone comunque, nonostante l'uomo in meno, ha cercato di ribattere colpo su colpo, ha avuto qualche buona occasione con Budimir che giocava davanti insieme a Nalini. Insomma, diciamo che il Crotone alla fine il pari lo ha meritato nonostante l'uomo in meno. Qui c'è ancora un assalto tambureggiante della formazione di Stroppa, ancora in avanti il Crotone e qui para il portiere Alfonso, che poi alla fine praticamente metterà un fallo da rigore su Budimir. Ci sarà il pareggio finale di Budimir sempre sul calcio di rigore. Il Brescia, caro Alessandro, che poi si porterà sul 2-0 con un gol di testa di Dall'Oglio. E qui, ecco, vediamo un attimino, qui c'è stato il gol di Budimir che è arrivato al 56esimo, al 10° appunto del secondo tempo di testa, e poi c'è praticamente il 2-1 della formazione allenata da Corini. Brescia ancora in avanti e qui Cordaz esce dai pali e fa sua la palla, ancora un colpo di testa di Dall'Oglio, questo qui porta sul 2-1 avanti le rondinelle del Brescia. Un cross dalla sinistra, stacco di testa, Modesto, lasciato solo questo ragazzo e l'ha messa dentro. Anche lì errore di posizione, gli errori si fanno in C, si fanno in B, si fanno in Serie A. 10, è vero, no? E qui c'è il fallaccio di Alfonso su Budimir e batte lo stesso Budimir e regala al Crotone il pareggio. Prima di andare a parlare con i nostri ospiti, io vorrei farvi sentire le dichiarazioni dell'allenatore appunto della squadra ionica Stroppa, perché qualcuno lo ha punzecchiato. Allora, Leonetti, andiamo ad ascoltare l'allenatore del Crotone Stroppa, grazie. Potrei andare via e non c'è da aggiungere altro se non fare i complimenti alla squadra per come ha lavorato sul campo, per l'orgoglio, la determinazione, la cattiveria che si diceva in questi giorni che doveva farla da padrona. Oggi nella difficoltà probabilmente è uscito un carattere che questa squadra deve sempre portare in campo, e nonostante l'inferiorità, nonostante anche qualche avversità, la squadra ha fatto una partita strepitosa perché poi mi dispiace anche, al di là degli episodi favore contro, il secondo gol abbiamo regalato su 2 disimpegni sbagliati, 2 passaggi sbagliati, e poi non ha mai mollato, ha creato un sacco di occasioni, e quindi faccio veramente i complimenti alla squadra per come ha lavorato. Stojan stava giocando con gli altri, ha sbagliato 2 o 3 passaggi, non mi sembrava fresco, e quindi ho preferito uno più applicato, più di gamba. Nalini mi ha chiesto il cambio perché aveva male. Sono orgoglioso perché, dico finalmente, ma sapevo che questa squadra aveva delle qualità importanti e oggi le ha dimostrate sul campo.
Ha delle qualità importanti, le ha dimostrate sul campo, ha detto che Stojan ha dovuto sostituirlo perché non gli dava quello che lui magari chiedeva dalla panchina, la stessa cosa la domanda che abbiamo fatto a Braici, allora non la stanno a sentire, perché poi un allenatore, caro Ciccio Modesto, dà le indicazioni, cioè, ma quando sei in trans agonistica difficilmente poi ti ascolta o magari difficilmente fa quello che gli dice la testa. Partiamo col giro, io vorrei iniziare da quello che ha detto Stroppa perché è stato punzecchiato, dice allora dobbiamo andare via. Ma no, ho sentito qualche addetto ai lavori di Crotone che diceva che c'è stato un po' di brusio da parte del pubblico. Diciamo che è strana questa cosa perché Crotone ha 7 punti, la Serie B è lunga, la prima non mi sembra molto distante, il Benevento ha perso in casa, il campionato è dentro, il campionato di Serie B si decide credo nella seconda parte del girone di ritorno. C'è da attendere, poi tra l'altro è una Serie B anomala quella che ci osserviamo, perché non avendo più un organico pletorico è un campionato dove tutti si stanno riassettando e il Crotone ha delle qualità importanti, ha un allenatore che negli scorsi anni ha dimostrato di avere delle ottime doti, è stato fortissimamente voluto dal direttore sportivo Ursino. Crotone è retrocesso, c'è il paracadute, la squadra è forte, secondo me è una delle più forti insieme al Benevento, al Palermo, almeno sulla carta. Bisogna pazientare, non è questa la classifica finale, il Crotone è lì, 7 punti, sì, ha perso delle gare, poi sono rimasti in 10, come faceva notare anche Modesto prima, giocare quasi 80 minuti in 10 non è mai facile per nessuno, invece hanno avuto la forza di rimanere a galla e di centrare un pari. Ciccio, allora inquadrami il Crotone in questo momento e mi inquadri il Cosenza, la situazione come la vedi tu? Sono due situazioni diverse, una dove magari è una squadra che deve affrontare per tanti giocatori, quelli del Cosenza, dove deve affrontare un campionato di Serie B che magari sono esordienti e quindi magari nelle prime difficoltà ci può essere un po' di scossa tellurica, un po' di paghi lo scotto del noviziato, come direbbe qualcuno. Però poi dopo comunque è un campionato molto equilibrato questo della Serie B, quindi si può vincere dappertutto e si può perdere dappertutto. Crotone? Questa è la verità. Questa contestazione nei confronti di Stroppa? Secondo me è una squadra dove è stata costruita bene negli anni, sono rimasti anche dei ragazzi che io ho avuto la fortuna di giocarci insieme e vincere il campionato dalla BLA, quindi conosce bene questo campionato. Il mister, io ho avuto l'onore di essere un suo calciatore, so come lavora, uno molto attento nei particolari, fa giocare bene le squadre e quindi ama giocare a calcio. Dove l'hai avuto tu? Io a Pescara. A Pescara, sì. E quindi penso che poi alla fine il Crotone ne verrà fuori alla grandissima, cioè punterà sicuramente a vincere il campionato, anche perché c'è dei valori che sono valori veramente importanti. Aldo, allora dimmi qualcosina sul Crotone. Ma sul Crotone io penso che ieri onestamente sono stati risultati che anche i marziani possono cadere, è caduto il Benevento in casa, è caduto lo stesso Verona che è stato battuto dalla Salernitana, il Lecce è stato fermato in casa, il Crotone ha pareggiato con il Pescara. Io onestamente questo Pescara non so che squadra sia, però da quello che mi dicono è una squadra che punta anche il Pescara in alto, ma il Crotone ha secondo me il miglior organico. Adesso bisogna vedere in queste partite che verranno come l'allenatore del Crotone, che è bravo, riuscirà a gestire questi calciatori. Sono giocatori che c'ha uno spogliatoio importante, c'ha una panchina importante, cioè è una squadra ben messa per vincere il campionato. Io penso che il Crotone sia una squadra che sino alla fine può combattere assieme al Benevento, al Verona, al Lecce e non so chi più per arrivare di nuovo in Serie A. Sarebbe una bella cosa per la Calabria, mi auguro che il Crotone ce la faccia. Arrivano tanti messaggi anche da un amico di Acri. Franco, vorrei ricordare il problema del parcheggio dei diversamente abili, sai, quelle ragazze. Sì, quella è una cosa che deve assolutamente essere risolta. Morrone e gli altri, e ci sono dei lavori in corso, sappiamo tutti, al parcheggio dove anche noi della Stampa praticamente parcheggiavamo le macchine, caro Alessandro, al campo scuola, e quindi siamo un po', tra virgolette, tutti in questo momento in difficoltà, nel senso che il comune si è dato da fare, c'è il parcheggio di fronte alla tribuna B e dove c'è lo store del Cosenza Calcio, e quindi diciamo che la maggior parte dei diversamenti abili si sono spostati proprio in tribuna B. Questo perché c'è il parcheggio 50 metri
l'amico Fusaro di Acri, e Alessandro diceva che però lui è abituato a vedere la partita in tribuna A, ha pagato il ticket per l'abbonamento della tribuna A e quindi il papà lo deve poi portare fino alla tribuna A da quel parcheggio lì, quindi vorrebbe un aiuto. Va trovato una soluzione. Va trovato una soluzione, gliel'ho detto, lui dice che con altri della categoria hanno parlato con chi di competenza, la prossima partita in casa contro il Foggia si vedrà di trovare praticamente una, come dici tu, una soluzione, quindi noi abbiamo Questo è un problema serio, Franco. È un problema serio, perché va risolto immediatamente, la società, il Presidente mi auguro che prenderà. Ma anche il Comune però, il Comune ha fatto il parcheggio. Anche il problema di non mischiare i giornalisti anche con i tifosi quando siete in campo. Cioè, no, adesso ieri è stata superata. Già ieri è stata io penso che già ieri la cosa è molto avanti è stato perché c'è la dottoressa Ranier che è in campo, è una donna che si sta dando a fare, penso che abbia preso un passo avanti ieri è stato fatto, anche grazie a Pina Abate, che sta cercando di risolvere alcuni problemi che sono importantissimi. Sì, ma io penso che poi praticamente man mano che si andrà avanti, considerato che ci sono questi lavori in corso, poi una soluzione, caro Fusaro, penso che si troverà, stai tranquillo, io poi in privato ti ho detto la mia e quindi se seguirai questo consiglio può darsi che ti troverai anche bene in tribuna B. Pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza ed ultima parte di Replay, allora andiamo a parlare della Serie C, andiamo a vedere i risultati, Enzo Leonetti, così poi parliamo di Rende Catania, questa sconfitta che ha subito il Rende ad opera della formazione di Sottil per 2-1. Vediamo i risultati se li abbiamo, così poi andiamo a commentare anche la classifica generale. No, questo è il prossimo turno, gentilmente quelli della domenica del sabato precedente. Comunque, se li riusciamo a trovare, nel frattempo possiamo parlare con Modesto di questa sconfitta. Che squadra ha incontrato, che impressione ti ha fatto questa Catania dell'amministratore delegato Lo Monaco? Penso che è una squadra costruita almeno per vincere o arrivare nei primi posti della classifica. Sì, perché fino a sabato non sapeva se dovevano giocare o meno, perché in B o in potevano essere ripescati in B. Quindi anche una squadra costruita con elementi di esperienza, tipo Lodi, tipo Scaglia, c'erano tanti giocatori che hanno giocato Sirizzo, c'erano giocatori comunque che hanno giocato in B e in A. È una squadra dove sapevamo anche noi che era la prima partita vera che giocavano, quindi potevano pagare sul lato fisico. Nei primi 10 minuti la mia squadra non è entrata in campo. Vediamo se abbiamo gli highlights. Enzo Leonetti, per favore, se abbiamo gli highlights di Rende Catania li possiamo mandare, così poi ce li commenta. Questi sono i risultati. Ma mi pare che sono i risultati della Serie B questi qua. No, questi sono i risultati della B. Vai, dicevo gli highlights di Rende Catania, la partita, grazie. Allora, dicevi il Catania che era la prima partita che giocava in Serie C, è una formazione che praticamente nella rosa c'è giocatori molto importanti di categoria superiore. Superiore, però... Ecco qua, li possiamo commentare. Catania in maglia gialla? Sì. No, penso che i primi 10 minuti siamo partiti un po' timorosi, un po'... forse giocando contro il Catania i ragazzi hanno patito un po' il fatto che solo il nome Catania dà un po' fastidio. Un po' di timore reverenziale. Però dopo subito il gol. Il primo gol loro l'ha fatto Mannè, quel ragazzino di colore che è molto vivace. Eccolo qua. Rimpallo, l'esterno sinistro. Sì. Però poi dopo questi 10 minuti i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, cioè dal 15° in poi hanno creato tante palle gol dove potevamo sfruttare molto meglio nel primo tempo, e poi nel secondo dove abbiamo avuto tanto possesso palla, però siamo stati poco incisivi magari a trovare la giocata giusta. Adesso vediamo il gol del Rende del pareggio, mi pare che l'ha segnata Wa, questo ragazzo che è veramente bravo in mezzo al campo.
qui c'è un attacco sempre posto delle rende, c'è un difensore che mette la palla in calcio d'angolo e questo è il gol o no? Di Aouar, da lontano, fa forse 40-50 metri, poi con questo gol di ieri di Chessy, come dinamica. Come dinamica somiglia a quella di Chessy, no, lui, giusto? Bravo Aouar. Lui è un giocatore che interpreta il ruolo del centrocampista completo, cioè questo fa gestire palla, recupera palla, scuola Inter. Giocava nello Spezia all'Inter, giusto? So che visto dal vivo è un giocatore. So che è seguito questo ragazzo. Un giocatore molto valido. Penso che i giovani che ci stanno in questa squadra, ma anche quelli diciamo un po' più anziani, ma anziani non sono perché la squadra. Qui c'è un altro attacco vostro molto bello, questa palla rimessa al centro e poi è intervenuto un giocatore in spaccata del Catania a sventare la minaccia. Forse il pari, secondo te, Modesto, sarebbe stato il risultato più giusto? Il pari sarebbe stato il risultato più giusto, perché loro poi alla fine mi hanno creato veramente nulla nel secondo tempo, dove noi avevamo padronanza in quel momento, però poi dopo i ragazzi su un calcio piazzato ci siamo fatti un attimino sorprendere da loro su un blocco e si è liberato il difensore centrale. Questo è il gol della vittoria del Catania. Sì, ma io ai miei ragazzi non gli posso dire nulla, hanno fatto una partita. Torniamo in studio, Enzo, grazie. Grazie. Allora Modesto dicevi non puoi rimproverare nulla ai ragazzi perché comunque hanno dato il massimo. Perché quello che hanno fatto, cioè, una partita stupenda, giocata bene anche a livello tecnico, tattico, a livello fisico secondo me siamo andati anche il doppio rispetto a loro, perché per noi era la nostra quarta partita, quindi per loro era la prima. Quindi io ci stava che loro avessero un calo nel secondo tempo. Senti, adesso domenica poi vedremo praticamente il prossimo turno, l'avversario sabato, Juve Stabia. Castellammare, sì. L'orario è stato stabilito 20:30? Ancora no. Ancora no, perché portava inizialmente 20:30. Alessandro e poi Aldo Genova, due parole su questo rende, poi andiamo a vedere il prossimo turno sia della Serie B che naturalmente della Serie C, vedendo poi il gol anche di Taurino della Vibonese, perché la Vibonese poi ha vinto in casa i primi 3 punti importantissimi per la formazione di Nevi Orlando. Si vede che la squadra, come si può dire, ha sposato le teorie dell'allenatore, perché ho visto Rende Catanzaro e mi è sembrato di capire che i suoi giocatori sarebbero disposti a buttarsi nelle fiamme per il modulo e per l'atteggiamento tattico. È una squadra che gioca con l'unico obiettivo, quello di far gol, lo fanno con un temperamento, un dinamismo e con un'idea tattica molto chiara. Mi era stato detto da addetti ai lavori che Modesto aveva delle ottime doti, io lo ricordo come terzino sinistro storico dei Lupi, poi del Genoa, del Parma, ma devo dire che in panchina ha subito dato un'impronta. Il Rende gioca un calcio riconoscibile, pronti via, l'obiettivo è fare gioco e fare gol. Nonostante ci siano delle differenze tecniche in alcune partite con gli avversari, questa cosa viene colmata da una squadra che ha temperamento, voglia, gamba e gioca molto in verticale sempre, per 90 minuti. Col Catanzaro, dopo un primo tempo tambureggiante, ci si aspettava, parlavamo a fine primo tempo con alcune persone, adesso cala il Rende. No, il Rende ha raddoppiato l'energia e ha vinto con grande merito. È una squadra che secondo me va seguita, ma soprattutto, senza tema di smentite, va seguito Francesco Modesto, che dimostra di avere delle idee chiare, di avere un modo di intendere il calcio molto positivo e divertente. 90 minuti di Rende Catanzaro, non c'è stato il tempo di annoiarsi né il tempo di dire usciamo dallo stadio. Questo è un buon segnale per una squadra sperimentale con un tecnico che farà sicuramente strada. Una squadra sperimentale, ma secondo Aldo lui... Ma Modesto no, la domanda fammela fare. Secondo te si ispira al 3-4-3 di Gasperini o al 3-4-3 di Juric? Due allenatori che comunque io penso che lui abbia dalla sua parte la gioventù, che è quella che è l'esperienza di un giocatore importante nelle squadre dove ha giocato, e ha la fortuna di avere una squadra giovane, di giovani, dove lui interpreta un ruolo importantissimo, un allenatore giovane che si mette a confronto con dei giovani e li porta a questi livelli di gioco, perché ha un gioco moderno, è il gioco moderno di Juric o di Gasperini, poi se li mescoliamo siamo lì. Allora voglio dire, se questo giovane allenatore è riuscito in queste giornate ad avere l'attenzione su di sé, ma soprattutto anche sulla squadra, vuol dire che qualcosa di serio e di valido c'è. Lui interpreta un calcio moderno, i giovani che sta mettendo in campo gli stanno dando una mano, gli sono vicini, uno spogliatoio
spogliatoio forte, legato, una catena di Sant'Antonio hanno fatto, vuol dire che questo Rente quest'anno darà grandi soddisfazioni ai suoi tifosi, come d'altra parte è stato l'anno scorso. Poi c'è una società che in effetti si muove anche bene, per cui c'è tutto attorno al Rente, qualcosa di importante che sta venendo fuori. Ecco. Benissimo, salutiamo la società, il presidente Fabio Coscarella. Allora io ti ho fatto la domanda a lui, ma per fare rispondere a te, busta e lettera, no? Come suol dire. Juric l'hai avuto tu, eccetera, come allenatore, anche Gasperini stesso. E allora? Che sì, ma grazie per i complimenti, insomma, pure troppo. Ancora devo iniziare ad entrare per la prima volta negli spogliatoi per allenare, però penso che il lavoro... Alessandro, poi c'è qualcosina da farci vedere. Vai. No, penso che poi dopo aver avuto comunque degli allenatori come Mazzarri, perché Mazzarri ce lo dimentichiamo, ma anche lui faceva il 3-4-3 con la Regina, quindi ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, poi da Gasperini, poi da Juric, da Ivan. Penso di aver immagazzinato delle cose che io non sapevo, perché non immaginavo mai che da calciatore questo mestiere mi piacesse, perché comunque alla fine pensavo solo a fare il calciatore, ma no a fare l'allenatore, perché l'allenatore ti viene dopo, quando stai per smettere di giocare a calcio. Mi è venuta questa voglia l'anno scorso con i ragazzi di allenarli e ho cominciato a lavorare e mettere del lavoro che è più consono alle mie caratteristiche. Magari io ero un tipo molto aggressivo, molto che giocavo in attacco, ero uno che non mollavo mai. Spingevi. Quindi quello che voglio trasferire ai miei giocatori è proprio quella, la voglia di non mollare. Non mollare mai, la voglia di non mollare mai. Alessandro, poi andiamo a vedere il prossimo turno della Serie B. No, domani c'è un'iniziativa molto carina. Ah, benissimo, sì, la dobbiamo promuovere. Iniziativa domani al Palazzo di Giustizia. C'è Mai più prigionieri di un sogno. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati premierà lo staff tecnico del Cosenza, il Cosenza Calcio Forense e la storica squadra del 1988 che vinse il campionato 30 anni fa. Saranno presenti Gigi Simoni, Ciccio Marino, Alberto Urban e Gigi De Rosa, oltre ovviamente ai vincitori dello scorso Quindi campionato. Domani a che ora? Al Tribunale? 12 al Tribunale di Cosenza, è un'iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, del suo presidente, l'avvocato Vittorio Gallucci. Allora Aldo, hai capito? Domani andremo lì in tribunale, a mezzogiorno saremo presenti perché farà gli onori di casa il qui presente Alessandro Russo. Grazie per l'invito, lo estendiamo anche a chi ci segue da casa e domani appunto vuole essere presente al Palazzo di Giustizia di Cosenza. Allora Enzo Leonetti, vogliamo andare a vedere per cortesia il prossimo turno della Serie B? Abbiamo già detto che il Cosenza sabato giocherà a Carpi, ecco qua. Allora abbiamo Brescia-Padova, Carpi-Cosenza, poi abbiamo Cremonese-Salernitana, Foggia-Ascoli, Verona-Lecce, questo è il big match della giornata, Livorno-Spezia, Palermo-Crotone, il Palermo che ripartirà col suo allenatore nuovo, Stellone, che ha preso il posto di Tedine Sonerato, ma Zamparini e ormai ci ha abituato a questo e ad altro. Poi Perugia-Venezia e Pescara-Benevento. Anche questa è una bella partita, Pescara-Benevento e Verona-Lecce. Alessandro, no, torniamo in studio, grazie. E poi partiamo naturalmente da Carpi-Cosenza perché siamo lì. No, stavamo dicendo prima a microfoni spenti che Carpi-Cosenza è anche Castori contro Braglia, che non dico che si somiglino, però sono due personaggi abbastanza tosti, nel senso, quindi si giocano una buona fetta di prima parte del campionato. Il Cosenza secondo me ha poco da perdere, deve giocare in maniera più spregiudicata queste gare. Mi viene in mente un po' questo calcio dell'Atalanta, lo ribadisco ancora una volta, anche aver visto giocare la squadra di Francesco, insomma, sarebbe secondo me il caso che il Cosenza giocasse come a Cremona in maniera tambureggiante, 90 minuti per cercare di vincere, anche perché, lo ha detto anche Braglia, quindi a questo punto non è neanche, come si può dire, una critica al nostro allenatore, che quando difendiamo non c'è niente da fare, un tiro, un gol, quindi giocare sempre per far gol, soprattutto in B adesso non bisogna più guardare l'avversario. Magari mi sbaglierò, Francesco, ma credo che giocare 90 minuti per cercare di far gol per squadre che non hanno un grandissimo baricentro difensivo e sono dotate più di palleggiatori che di interdizione potrebbe essere un'idea da mettere in campo. Poi ci sono belle partite dopo Carpi-Cosenza,
c'è la partita che abbiamo detto del Crotone. Lecce, anche il Lecce. Lecce, la partita del Crotone, insomma ci sono gare. La Salernitana. Cominciamo ad entrare nel vivo, guardando la parte bassa della classifica, questo Carpi Cosenza non è uno spareggio, ma comincia a diventare pesante. Comincia a diventare pesante, stavo vedendo che in effetti il Crotone giocherà a Palermo, Ciccione. Con Stellone che è stato richiamato. Che è stato richiamato perché c'era Tedino, Stellone richiamato, insomma già come diciamo inizio di campionato non c'è male perché gli allenatori vanno e vengono. Anche Corini ha sostituito Suazza Brescia, si è dimesso l'allenatore del Carpi qualche settimana fa ed è arrivato Castori che, come diceva Alessandro, è uno che ti morde le caviglie. Castori l'anno scorso ha fatto praticamente un miracolo salvando il Cesena sul campo, al di là del fatto che poi è fallito per una bancarotta fraudolenta o pseudotale, però insomma ha fatto un grande lavoro. E allora, Ciccio, che mi vuoi dire di queste partite in programma? Del Crotone che va a Palermo, il Cosenza che va a Carpi, poi naturalmente parleremo anche del prossimo turno della Serie C. Il Crotone che va a Palermo è uno scontro diretto. Mamma che bella partita, sono due squadre che si affronteranno sicuramente a viso aperto, dove ci sarà una partita, non tanto una partita muscolare, ma molto bella vederla perché comunque a livello tecnico poco fa è molto elevato. Alessandro a telecamere spente ti ha letto la rossa del Crotone, tu hai fatto una battuta, ma qui abbiamo due giocatori che hanno praticamente disputato la Coppa del Mondo, no? Sì, questo è anche vero perché comunque Roden ha disputato i mondiali con la Svezia, Simi pure con la sua nazionalità comunque ha disputato i mondiali, quindi vuol dire che è una Serie B di altissimo livello. Bravo. Ci sono giocatori a 19 diventa duro per le squadre che sono giù. È una Serie B di alto livello dove ci sono giocatori veramente importanti, quindi penso che sarà una bellissima partita. Aldo, allora Carpi Cosenza, ci vogliamo riallacciare a quello che ha detto Alessandro e poi naturalmente Palermo Crotone. Mi aspetto un cambio di modulo, caro Franco. Ah sì? Sì, io penso di sì. Io penso che quindi abbandonerà il famoso 3-5-2, mi piacerebbe perché il calcio lo vedo in un certo modo di vedere la difesa a 4 forse. Due punte, Maniero e Baclé, e con Palmieri dietro le due punte. Io in effetti mi piacerebbe vedere un 4-3-1-2 per dare finalmente a questa squadra un gioco che possa fare partire bene, poi quando si deve difendere con un centrocampo con Bruccini, Garritano e secondo me anche Mungo potrebbe essere una soluzione per cercare di andare lì a Carpi, fare un risultato o un pareggio o una vittoria e poi in casa col Foggia giocarsela, perché Braglia ha fatto capire che probabilmente qualcosa cambierà. Sicuro, forse negli uomini, non nel modulo a mio avviso, perché ha detto ma noi abbiamo sempre difeso a 5. Ho capito Franco, però in questo momento andare a proporre una difesa a 4 dice potremmo trovare delle difficoltà. Qui abbiamo un allenatore che è stato a Coverciano, eccetera, cioè passare da una difesa 3 centrali e 2 esterni, quindi in fase difensiva a 5, poi magari difendere con un uomo in meno, cosa cambia, Modesto? Lo chiedo a te dal punto di vista tecnico. Cambia tutto. Cambia tutto, i movimenti, giusto? Non penso che sia questo poi dopo il mister Braglia No, io dico in generale. Però passare da una difesa a 4 a una difesa a 5, come si vuol dire, però... Il Cosenza gioca a 5 quando si difende. Sì. Ormai Cosenza col mister Braglia gioca già da 1 anno e mezzo così. Sì, l'ha detto lui a telecamere spente. Quindi non credo che si possa cambiare in un momento all'altro, cioè il cambiamento magari lo potresti fare mezzo al 3-4-1-2. Se sei in ritiro allora cominci a lavorare su una difesa a 4, c'hai più tempo per vedere e valutare, ma penso che il mister otterrà buoni risultati. E poi vedremo se avrà ragione Aldo Genno. Ma allora Alessandro, tu invece cosa prevede? Da quello che ha detto Braglia che cambierà qualcosa, qui arrivano un sacco di mail, di messaggini, di amici, ma perché non vediamo Baclet, perché non vediamo Di Piazza? Una cosa l'ha detta molto decisa, ha detto che non ci sono giocatori che ripartono velocemente. E dobbiamo capire... Dice non c'è l'Okereke della situazione. No, forse si lamenta di qualcuno, voglio capire bene di chi c'è che può ripartire. Baez, chi può giocare? Bearzotti, non ha mai giocato. So, chi sono gli esterni? Baez tranne Torino in Coppa Italia non ha mai giocato. Non lo so, chi c'è? Bearzotti. Tutino. No, Tutino sta giocando, chi c'è? Bearzotti. Di quelle che non giocano. Cioè, chi può giocare sugli esterni? Non riesco a capire. Anastasio per esempio. Due volte sta andando in tribuna. Anastasio, altrimenti per me il modulo non lo cambia.
non lo so, a me piacerebbe vedere Garritano dietro le punte, però questo lo hanno preso come un interno di centrocampo e così sarà. Per me Garritano, libero da impegni, può essere l'uomo in più. Tu che lo conosci bene, Ciccio Modesto a Garritano, secondo te qual è il suo ruolo? Perché è stato a Cesena, è stato a Chievo Verona, dove lo vedresti bene tu? A valutarlo è, esatto. È il mister, penso che se lui lo vede lì, pensa che quello è il suo ruolo, da mezzala lo può fare benissimo, anche perché la mezzala come lo utilizza, per quello che ho visto del Cosenza, lo usa tante volte che si fa smarcare dietro le linee, quindi diventa un trequartista. Quindi è un Cosenza comunque che col centrocampo che ha gioca in attacco. Non gioca in difesa, perché Mungo è un trequartista. Però quando viene attaccato Garritano è un trequartista. Le due quindi punte ce l'hai. È una squadra che non rinuncia. Però infatti, quando viene attaccato c'è il Cosenza che subisce poi, o che il centrocampo non aiuta probabilmente la difesa. Comunque c'è giocatori praticamente. Questo è il punto. C'è due attaccanti, come ieri, Ranieri e Tutino, poi due giocatori offensivi che sono Mungo e Garritano. Sono già 4. E il centrocampo Palmiero che lo sostiene, Palmiero soltanto l'ha sostenuto il centrocampo, che ha giocato benissimo. Devo dire che ieri il Cosenza non mi sembra che abbia sofferto molto. No, assolutamente. Il problema è che il Cosenza, a mio avviso, quando la palla entra negli ultimi 16 metri, denota una certa allegria di fondo nella gestione, sia nel gol con il Livorno, sia in questo, non lo so, li vedo un po', forse poco tranquilli. A mio avviso un giocatore ancora più esperto in difesa poteva e doveva essere preso, tu dici? Sì, dispiace per esempio, io lo dico per come lo penso, che il Cosenza ha trattato Bizzarri in porta, che poi è finito al Foggia e non è stato preso. Il motivo, chi fa mercato lo si sa, però secondo me un giocatore esperto in porta in questo tipo di squadra forse era più adatto, anche perché il nostro portiere gli va fatto un plauso, Saracco è stato bravo, Cerofolini è un bravo nazionale del 19, però forse un portiere esperto in una neopromossa... che guidi la difesa, tu dici? Qualcuno deve guidare questa difesa, cioè, qualcuno sta squadra deve prenderla in mano. Allora facciamo l'analisi logica, questa squadra ha dei leader. Allora Maniero si sta caricando il peso dell'attacco addosso ed è un gioco che fa come si può dire? Si prende una responsabilità. Garritano ha grandi qualità, poi chi è l'altro leader della squadra? Chi è che gestisce? Dovrebbe essere Corsi. Chi la prende? Dovrebbe essere Corsi. Ho capito, Corsi, sì, a mio avviso manca di un po' di esperienza, un po' di e anche di fisicità in mezzo al campo, perché come dice bene l'allenatore è molto tecnico, tra i più tecnici, però in alcune gare il baricentro serve e il baricentro secondo me potrebbe essere in questo momento l'arma, il problema chiave del Cosenza. Questo è il mio modesto parere. Francesco Modesto ha evidenziato che Garritano lo fa già in un certo senso il trequartista e quindi le doti vengono messe in evidenza. In alcune partite è chiaro che Tutino fa delle belle cose, però deve capire che c'è un salto di qualità proprio nella velocità di esecuzione in Serie B, perché ieri ha avuto una palla negli ultimi, cioè cingischiato, lui si bea un po', si specchia un po' Tutino. I difensori della B, Francesco lo può confermare, non sono i difensori della C, si sale di categoria, quindi la distanza, il tempo a disposizione per eseguire il gesto si accorcia, o sbaglio Francesco? Bisogna essere un po' più rapidi. Sì, anche se come calciatore mi piace tantissimo. Però siccome è il giocatore in più del Cosenza, ci si aspetta che quando gli arriva la palla lì negli ultimi 10 metri, a 10 minuti alla fine, riesca a trovare il colpo da biliardo. Benissimo, allora andiamo a vedere per favore Enzo Leonetti il prossimo turno della Serie C. Abbiamo già anticipato che il Rende giocherà a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia, non sappiamo ancora l'orario, ma comunque Modesto si giocherà di sabato, no? Si gioca di sabato, sì, è una partita molto dura. Vediamo l'intero prossimo turno, Enzo Leonetti, Serie C per favore? Non l'abbiamo il prossimo turno? Benissimo, allora ve lo leggo io. Se mi date il tempo vi leggo io il prossimo turno, il tempo di inforcare gli occhialini, che evidentemente è saltato qualcosa. Ecco il prossimo turno della Serie C, eccolo qua. Quindi mi stavi anticipando, che squadra è questa nel frattempo che io trovo, che squadra è questa Juve Stabia? La Juve Stabia è una squadra costruita... Ha vinto a Pagani mi pare, no? Nell'ultimo turno? 3-1 ieri. 3-1 a Pagani ieri ha vinto. Hanno giocato. Ma è una squadra tosta, anche loro vengono da tre vittorie consecutive, le prime 3 che hanno disputato.
una squadra ben allenata da Fabio Caserta. Ah, Caserta, sì. Gioca un calcio propositivo anche il suo, gioca con un 4-3-3, quindi piace molto giocare palla a terra, è una squadra molto veloce in avanti perché avendo Paponi, Canotto, quel ragazzo di Rossano che giocava a Melfi, come no? E quindi hanno giocatori di grande qualità. Ecco il prossimo turno: Cavese Sicola Leonzio, poi Monopoli Trapani, Siracusa Viterbese, Catanzaro Regina, c'è il derby, Catanzaro Regina, poi Virtus Francavilla Casertana, Bisceglie Matera, Juve Stabia Rende, lo abbiamo appena detto, Potenza Paganese e Catania Vibonese. Questa è una partita pure importante perché la Vibonese ha battuto, dicevo, il Matera per 1-0, mentre ha perso il Catanzaro. Alessandro, aspettavi questa sconfitta del Catanzaro? Ma diciamo che la Casertana di Mister Fontana, 2-1? Due partite, cioè non è proprio una partita semplicissima giocare contro la Casertana, ha un organico e un attacco importante. È secondo me una categoria che nelle prime piazze ci sono 4-5 squadre alla fine che se la giocheranno: Catanzaro, Trapani, Catanzaro, Juve Stabia, Trapani, Catania, e poi un outsider che potrebbe uscire, una sorpresa, una squadra che gioca forte, veloce, non lo so, può uscire, no? Nel senso... Mister, giusto due parole sulle calabresi, su questo Catanzaro l'hai incontrato, che impressione hai avuto? E poi la Regina che ha perso ieri, come dicevo all'inizio, sul neutro di Vibbo per 3-1 contro il Monopoli, e poi c'è stata la sconfitta anche del Rende, ne abbiamo parlato abbondantemente. Delle altre calabresi cosa mi dici? No, il Catanzaro è una squadra costruita per vincere il campionato, una squadra dove ha in tanti ruoli, in tutti i ruoli, ha il doppio giocatore, ma giocatore di categoria anche superiore, quindi è una squadra ben allenata. Auteri lo conoscete tutti, quindi non sono io a dire le qualità di allenatore. Se sono più di 30 anni che allena sempre in queste categorie tra C e B, vuol dire che è un allenatore di esperienza. Vibonese? Vibonese è una squadra, secondo me anche loro devono crescere ancora non hanno dimostrato il loro valore secondo me, poi perché è una squadra allenata da un allenatore che ho avuto la fortuna di averlo, quindi so come allena i suoi giocatori, quindi la Vibonese è pure una buona squadra. Deve prendere ancora il passo, mentre chi sta deludendo le attese è un po' la Regina. No, la Regina penso che ha avuto delle battute d'arresto, però io l'ho visto solo una partita in Coppa Italia contro la Vibonese proprio e mi ha fatto pure una grande impressione. Secondo me questo è un campionato dove in qualsiasi campo quest'anno veramente è dura per tutto. Aldo, dimmi qualcosa. Calabrese che siamo in chiusura. Tra le 4 squadre, secondo me, di questo campionato, Catanzaro, Auteri non sta incidendo, così come ha fatto l'anno scorso anche a Matera, quindi sono un paio di anni che anche Auteri probabilmente dovrebbe rivedere gli schemi del suo gioco. La Regina stessa è in grande difficoltà, la Vibonese ha vinto, ma la Regina di questo 4 calabrese in questa categoria è il Rende, e onestamente dobbiamo dire che il Rende ha dimostrato in queste partite di essere la regina della C calabrese, per cui è merito a Rende. Il Catanzaro si riprenderà, glielo auguro, però onestamente è un campionato difficile questo, Franco, anche dici, non è facile riprendersi poi, quindi per cui sarà un campionato dove il Cat dovrà sudare le 7 camicie per cercare di arrivare almeno nei playoff. Va bene Alessandro, allora siamo sui titoli di coda, abbiamo detto tanto del Cosenza, abbiamo ascoltato Mister Braglia, abbiamo ascoltato anche Francesco Modesto, allenatore del Rende, abbiamo visto gli highlights, abbiamo sentito quello che praticamente ha detto Stroppa, l'allenatore del Crotone, c'è questo brusio, come hai detto tu, questa contestazione di fine gara contro il Brescia che poteva starci o non starci, anche se il Crotone c'è da dire che ha giocato poi, come abbiamo ribadito all'inizio, in 10 per gran parte della partita. Allora io ringrazio intanto Mister Braglia che è stato con noi nella prima parte di replay della nostra trasmissione, è andato via per impegni che aveva con i suoi ragazzi per la ripresa degli allenamenti. Grazie ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, grazie a Francesco Modesto, in bocca al lupo per il Rende, per il suo futuro e naturalmente per la partita di sabato prossimo contro la Juve Stabia in trasferta. Grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cennamo. Buon pomeriggio e lupi a lei, forza ragazzi, forza! Ok, allora da parte di Franco Segreto è tutto, noi ci rivedremo lunedì prossimo sempre alle ore 15, restate con noi sempre con replay su Teleuropa Network. È tutto, arrivederci!
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.